dottore, se cos'è sta roba qui? Ma come non lo vede è il gig, o meglio quello che ne resta, c'è solo la testa. Ho conosciuto teste di cazzo, mai solo teste, povero ragazzo. Non ci vuole un manico a capire che è un trauma cranico. Hanno ucciso Gigrobo, mi vago mai potuto. Cosa pensavi, cosa facevi quando Hiroshi è caduto? Hanno ucciso Gigrobo, bisognava stare attenti. Dici perché non gli hai lanciato in tempo i componenti? Correva il ragazzo lassù in moto e si è buttato qua giù, che idiota. Gira, corre, vola e va, sì ma all'aldilà. Certo che lui era un coglione, vestito come Elvis e il basettone. Non mi direte tutti quanti che voleva fare bungee jumping. Hanno ucciso Gigrobo, mi vago mai potuto. Cosa pensavi, cosa facevi quando Hiroshi è caduto? Hanno ucciso Gigrobo, bisognava stare attenti. Dici perché non gli hai lanciato in tempo i componenti? Scusate, sono Mivar, adesso parlo io. Quella dei televisori? Quella è la Mivar. Fai la crema per la pelle? Quella è la Nivea. Il fuoristrada russo? Quella è la Niva. Oh, ma la piantate, dite solo gran cagate, perché sono una donna e guido con la minigonna. È stato un incidente, io non c'entro niente. Colpa del fatto che non parlo più senza il mio avvocato. Hanno ucciso Gigrobo, mi vago mai potuto. Cosa pensavi, cosa facevi quando Hiroshi è caduto? Hanno ucciso Gigrobo, bisognava stare attenti. Dici perché non gli hai lanciato in tempo i componenti? Hanno ucciso Gigrobo, chi sia stato non si sa. Forse quella bella Miva per farsi la pubblicità. Hanno ucciso Gigrobo, non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di sake. Che disgrazia, non ci voleva proprio. Attenzione, io ce l'ho profumato. Che cosa? L'alito, che avevi capito? Il cazzo. No, quello non è profumato. Ah. Attenzione! Il treno Intercity 4321, proveniente da Cagliari e diretto a Bologna, ha un leggero ritardo. Forse è incinta. Ah.